E se la mattina davvero l'oro in bocca, continuiamo a parlarvi di una nuova strategia che sta ottenendo grande successo, quella di Ascotrade con le proprie colazioni. Questa volta andiamo in quella di Pordenone, dove c'è stata anche la sorpresa appunto di trovare a colazione il tiramisù trevigiano. Il valore dei rapporti umani, le possibilità di nuovi incontri e tutta l'energia di una giornata che inizia. È questa la promessa mantenuta dalla colazione con Ascotrade, il cui quinto appuntamento si è svolto presso gli uffici di Pordenone. Un incontro al quale hanno voluto partecipare 35 rappresentanti dell'imprenditoria locale, dimostrando quanto sia importante il fare rete. L'ho trovata una cosa nuova, una bellissima iniziativa proprio per conoscere degli imprenditori locali che normalmente non si ha l'occasione di incontrare in altre circostanze. Farlo al mattino è sicuramente una bella cosa. Pur occupandomi di comunicazione e marketing in ambito digitale, sono convinta che i rapporti sono sempre quelli che fanno la differenza. È sicuramente una bellissima opportunità per condividere con altri imprenditori un'esperienza, la propria esperienza, conoscersi. È molto importante condividere con le persone. Bisogna rompere il ghiaccio inizialmente, però poi secondo me da entrambe le parti viene apprezzata l'esperienza, viene riscoperto questo valore ed è importantissimo. È sempre bello avere un'occasione di incontrare altre persone con le stesse filosofie, scambiare idee, vedere come possiamo aiutarci e sentire altre opinioni. Un appuntamento, quello pordenonese, divenuto anche ghiotta occasione. Ascotrade ha infatti annunciato il proprio sostegno alla seconda edizione della Tiramisù World Cup, offrendo agli imprenditori friulani un assaggio del celebre dolce, realizzato però con l'originale ricetta trevigiana. Uno dei motivi per cui siamo qua è perché Ascotrade ci dà l'energia per fare la Tiramisù World Cup. Ascotrade oggi è un nostro partner, sicuramente tra i più importanti, e noi siamo powered by Ascotrade. Noi stiamo ricercando il tiramisù più buono del mondo e quindi siamo venuti anche qui a Pordenone per stimolare gli aspiranti pasticceri ad iscriversi alla Tiramisù World Cup. Ma sicuramente la motivazione principale è riuscire a conoscere altri colleghi e altri imprenditori con i quali riuscire a intavolare dei rapporti o anche un semplice confronto. E infine vi ricordiamo un appuntamento 27 ottobre, Palateatro a Villorba, Live for Isle, un concerto musicale davvero da non perdere, tutte le informazioni nel sito di Isle Treviso. Con questo è tutto, ma vi ricordiamo prima di chiudere che tutti i servizi di Cronache Trevigiane potete appunto rivederli su www.cronachetrevigiane.tv, seguiteci come sempre anche dalla nostra fanpage di Facebook. Alla prossima!